e smarrimento. Io nella mia ricerca, dopo aver commesso anche io tanti errori, ho voluto vederci chiaro, no? E ho sviluppato, diciamo, una mia teoria. Inizialmente le persone mi sono andate contro, no? Devo ringraziare questi due signori che ho aidati, che sono stati i primi a crederci, no? Perché adesso diciamo che è un discorso che sta andando avanti, molti più gruppi folk, e il gruppo folk Santa Vittoria è uno di questi, ci stanno credendo, no? È un percorso lungo, sicuramente, che costa tanta fatica, anche tanti soldi, però insomma le persone che ci credono sono sempre di più. Quali sono le proposte che facevo io quando è uscito il mio libro? Era quello di affidarsi ai libri e alle documentazioni d'archivio, perché è lì che si trovano le informazioni che riguardano la cultura del nostro paese, no? Costa fatica perché bisogna andare a trovarlo. Bisogna affidarsi anche alle iconografie, sapendole leggere, perché insomma chi dipingeva allora non ha proiettato nella figura disegnata tutta la verità, bisogna fare anche dei ragionamenti sull'iconografia. Bisogna affidarsi anche alle testimonianze di chi è in grado ancora di darci e offrirci le loro testimonianze storiche, e quindi le interviste anziane. E io ritengo che bisogna affidarsi anche ai nuovi studi, no? Questo è un disegno di Matteo. Perché sono importanti? Perché attraverso la sua ricerca e attraverso la sua arte, dato che sa disegnare molto bene, ha, come dire, affermato su carta quelle che erano le sue conoscenze acquisite appunto dagli studi. Da questi disegni poi possiamo trarre giovamento anche dai particolari, e queste sono cose che rimarranno a chi verrà dopo di noi. Adesso torniamo alla mia ricerca, da dove ho preso, cioè quali sono le fondamenta della mia ricerca. Io sono andato a vedere il significato semantico di alcuni termini, no? Voi sapete che tutto ormai oggi viene presentato come tradizione, tutto è tradizione popolare, tutto è folklore, e in mezzo a quella parola folklore ci passa di tutto. E quindi cosa vuol dire folklore? Ora, non voglio annoiarvi, significa in buona sostanza lo studio delle tradizioni popolari di un certo popolo, di una certa area geografica. È una scienza nata più o meno a metà dell'Ottocento in Inghilterra, nasce come una scienza che prevede lo studio delle tradizioni popolari di un certo popolo, di una certa area geografica. Questo comunque ci dice un messaggio molto chiaro, che chi fa folklore non può improvvisare. Chi fa folklore deve soprattutto affidarsi agli studi. Andiamo ad analizzare il significato dei termini. Il primo ovviamente è tradizione. Trasmissione nel tempo di notizie, memorie, consuetudini da una generazione all'altra attraverso l'esempio o testimonianze o ammaestramenti orali o scritti. Questo lo si può trovare in un normale vocabolario. Gli antropologi vi diranno che la tradizione è sempre in trasformazione, ed è giusto, niente rimane invariato. Però per quanto riguarda il folklore, noi dobbiamo fare riferimento a dei precisi momenti storici, altrimenti un domani andranno a rappresentare il nostro paese vestiti in jeans. Popolare. Una cosa è popolare quando riguarda una moltitudine di persone.
quando incontra il plauso popolare. Una cosa è popolare quando proviene dal popolo ed è voluta dal popolo. Siccome queste sono comunque delle cose, delle affermazioni abbastanza generiche, nella mia ricerca io ho trovato anche questo approfondimento che fa Francesco Alziatore. E dice: una tradizione è flessibile, cioè una tradizione può essere cambiata quando è il popolo stesso a cambiare determinate cose o consuetudini. In passato è sempre accaduto. In Sardegna, sino agli inizi dell'Ottocento, non c'era l'organetto, è venuto dopo, ma è venuto a far parte della tradizione popolare perché il popolo l'ha adottato. Quindi è il popolo che decide quello che è popolare o no. Quindi dice, è flessibile quando una tradizione è flessibile quando è il popolo stesso a cambiare determinate cose. Tende a irrigidirsi, cioè non può essere più cambiata quanto minore è l'uso che se ne fa. E dice, nel nostro caso, e Alziatore è uno di quelli che vedeva già tanti anni fa questa mercificazione del folklore, e lo scrive apposta, dice: nel nostro caso la tradizione è diventata rigida poiché il popolo che esercitava determinate danze ha smesso di eseguirle. Nella nostra società cosa è capitato? Che a un certo punto il sardo ha dismesso l'abito, a un certo punto ha smesso di ballare. Il gruppo folk quindi ha come punto di riferimento il momento storico nel quale le danze e l'abito veniva usato dal popolo. E aggiungo un'affermazione di Cilese che dice: si può uscire dalla genericità dei termini popolare e popolo se questi di volta in volta, a seconda del contesto, vengono collocati entro uno o un altro momento storico. Questo cosa ci dice? Che quando un gruppo folk presenta i propri abiti deve anche saper distinguere a che momento storico è appartenuto, in virtù del fatto che anche l'abito ha cambiato i connotati durante la sua evoluzione. Quindi, affinché il gruppo folk abbia certe consapevolezze, è necessaria sì la passione, l'esperienza. Molti esponenti di gruppi folk puntano essenzialmente si focalizzano sull'esperienza e sulla passione. 40 anni di folklore e nessuno li tocca. Ma in 40 anni puoi aver commesso 3.000 errori, io come sia. Per avere, come dire, consapevolezza di quello che fai, c'è bisogno di studio, di ricerca e di confronti, perché ti devi confrontare sempre con qualcuno. Avere maggiore consapevolezza non vuol dire, e ripeto, non vuol dire essere migliori degli altri, che ci vuole rispetto. Io non sono mai andato a puntare il dito con chi chiama folklore anche il ballo del pesce. Ci vuole rispetto. Però io dico che bisogna avere l'energia giusta per credere nelle proprie idee, portarle avanti. Le mie idee sono quelle di un folklore che si appoggia alle fonti, un folklore filologico, e avere maggiore consapevolezza non vuol dire essere etnocentrici, cioè considerare la propria cultura di appartenenza come migliore delle altre. Assolutamente. L'etnocentrismo poi si aggrava sempre di più sino ad arrivare a forme di razzismo antipatiche, no? Ci vuole sempre il rispetto degli altri. Avere maggiore consapevolezza vuol dire sviluppare un progetto coerente, no?
Qual è la coerenza? La coerenza è quella che troviamo nelle fonti, libri, iconografie, testimonianze, e lo dobbiamo dotare di senso. Cosa vuol dire dotare di senso a quello che faccio, la mia consapevolezza? Vuol dire che se mi chiedono perché sei abbigliato così, io so rispondere. Se mi chiedono perché state ballando in cerchio e non fate le coreografie, io so rispondere. Quindi le consapevolezze di un gruppo folk sono quelle di avere conoscenza delle fonti storiche e letterarie della Sardegna, conoscenza delle peculiarità, perché lo sappiamo che ogni paese ha le proprie particolarità, le proprie tradizioni, e la conoscenza del proprio ruolo all'interno della società. Qual è il ruolo del gruppo folk? Secondo me il gruppo folk è un vettore di cultura, cioè un organismo che porta, esporta cultura dal proprio luogo di appartenenza ad un altro luogo. È il bigliettino di visita, da visita di ogni comunità. Altra, come dire, strategia di portare avanti un folklore coerente e denso di senso è la comunicazione verbale, presentare quello che facciamo, perché è innegabile che per 40-50 anni si è portato avanti un folklore imperniato soprattutto nelle coreografie, e noi non le possiamo spazzare, perché non lo voglio neanche fare, non lo vogliamo neanche fare, però è utile sapersi presentare, no? Dare senso a quello che facciamo, presentare verbalmente il proprio repertorio avendo cura di collocare nello spazio e nel tempo quel dato ballo, quel dato strumento, quel dato canto, quella tipologia di abito, come abbiamo visto prima. Così facendo rendiamo conscio il pubblico di quello che andrà a vedere attraverso la mia rappresentazione. Attraverso la comunicazione il pubblico non si aspetterà le coreografie, ma si concentrerà su altro. Darò anche le motivazioni per le quali io non faccio coreografia. Insieme ai miei collaboratori nell'ottobre scorso ho portato avanti un progetto che si chiamava De Connosci, che era imperniato sulla comunicazione, cioè comunicare quello che si faceva. C'è stata una conferenza, c'è stata una vestizione, c'è stata una presentazione di balli nel gruppo di Matteo, dove si è presentato tutto, e non è detto che non funzioni, perché la sala era piena. Quindi dalla comunicazione verbale si riesce a capire che tipo di preparazione è il gruppo, non come accade normalmente. Cosa accade normalmente? Vi presento il gruppo folk D che vi presenta su ballo X, basta. Ma quello non è fare cultura. Senza questo tipo di comunicazione si fa passare implicitamente tutto per tradizionale popolare, anche purtroppo quello che non c'è mai appartenuto. Quali sono le conseguenze di avere maggiori consapevolezze? Avere la consapevolezza che la nostra tradizione è diventata rigida, non accetta cambiamenti, l'abbiamo visto dalle parole di Alciator, e quindi non hanno ragione d'essere i balli ipercoreografati o con nomenclature improbabili, improponibili, il ballo del tonno, il ballo del subzampiglio, della pardula, e qui mi fermo. No,
non c'è nessuna testimonianza che parli di questi balli, sono invenzioni. E a proposito del rispetto, come parlavo prima, voglio dire, io non dico che non si possano fare, però basta presentarli per quello che sono dei balli trasformati, no? Sono dei balli trasformati che però vengono presentati come balli tradizionali popolari, ma di popolare non hanno nulla, e neanche di tradizione. Presentare verbalmente il proprio repertorio avendo cura di collocare, quello detto prima, nello spazio e nel tempo quel dato ballo, quel dato strumento, e quindi rendere più cosciente il pubblico che assiste a questo tipo di manifestazioni. Nel fare folklore quindi ci si fa portavoce della propria cultura identitaria, e qui torniamo a quello che ho detto prima, vettore di cultura, gruppo folk, vettore di cultura. Se è vero che dobbiamo rappresentare qualcosa di molto importante come le nostre radici, il nostro paese, lo dobbiamo fare con grande responsabilità, non solo per viaggiare o chiedere soldi in comune. Concludo il mio intervento con una metafora. Questa metafora è di Bernardo Silvestre, che dice: l'uomo è simile ad un nano che poggia i suoi piedi sulle spalle di un gigante. Cioè l'uomo contemporaneo, il nano, oggi può vedere molto meglio del gigante che rappresenta il passato, proprio perché lui oggi ha la possibilità di poggiare i piedi sul gigante della tradizione, della ricchezza storica e delle conoscenze del passato. Perciò non si può prescindere dalla documentazione storica, e va bollata e bandita senza mezze misure l'improvvisazione nel fare folklore, il pressapochismo, il fare folklore per sentito dire, la fantasia e anche l'imbroglio di massa. Vi ringrazio per l'attenzione.